buongiorno, molta cronaca anche oggi a Focus TG. Vediamo i titoli delle notizie di cui ci occuperemo. Questo è il Gazzettino. C'è stata una rapina a Villa Polesello a Bruniera, in provincia di Pordenone. Una ragazza sola in casa in balia dei banditi. È stata minacciata con il coltello, aveva aperto credendo fosse il fratello. E poi la donna accoltellata a Chioggia: ho paura, voglio tornare subito a casa. È l'unica frase che Monica, turista 33enne, ripete dal letto d'ospedale. È stato intanto ritrovato il cane Luchi, c'è un fermo, c'è un sospettato attualmente ricoverato all'ospedale psichiatrico, ma è ancora mistero sul movente, ancora c'è incertezza se si sia trattato proprio del responsabile. Allora, vediamo intanto però il servizio da Bruniera. Vediamo. Serata di paura a Maron di Bruniera. Intorno alle 19 una banda di rapinatori incappucciati ha fatto irruzione in una villetta di via Taglio. In casa in quei minuti c'era solo Sofia Polesello, 19enne. Da una prima ricostruzione il fratello era appena uscito. Poco dopo, al suono del campanello, la giovane, pensando che fosse tornato a recuperare qualcosa, ha aperto la porta senza guardare chi fosse. Così si è trovata improvvisamente davanti 5 uomini, tutti con l'accento dell'Est Europa. Una volta dentro, i rapinatori le hanno puntato un coltello alla gola, tenendola in ostaggio e costringendola a indicare dove si trovassero tutti gli oggetti preziosi. Sotto minaccia, Sofia è stata obbligata anche ad aprire la cassaforte. Il bottino è ingente: orologi di lusso, penne pregiate e contanti. La somma esatta non è ancora stata quantificata, ma si parla di diverse migliaia di euro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. All'interno della villa non ci sono telecamere né sistemi di allarme, un'assenza che complica ulteriormente le indagini. Intanto il quartiere resta sotto shock. Questa mattina i residenti appaiono intimoriti, chiusi nelle proprie case, qualcuno controlla dietro le tende chi si avvicina, altri preferiscono non aprire. La notizia ha gettato paura in tutta la comunità, colpita da una rapina così violenta nel cuore del paese. Ci siamo trovati con gli inquirenti per capire un attimino se c'era magari delle telecamere, ma telecamere ce n'è, perché comunque a livello di sicurezza Bruniera è abbastanza all'avanguardia. Ogni varco di entrata a Bruniera ha un lettore tag più delle telecamere che riprendono i veicoli che entrano e che escono, e quindi ecco, magari da questo potrebbe essere un supporto maggiore per gli inquirenti e le loro indagini. Mi spiace per la famiglia, perché comunque la mamma, che magari non era a casa, c'era la figlia, si è preoccupata per quanto avvenuto, sicuramente, perché sappiamo benissimo come sono le mamme nei confronti dei loro figli, e quindi capisco da padre cosa vuol dire e percepire che magari la figlia è in pericolo. Sono andato a trovare oggi la famiglia, così, e ho visto che sono ancora scossi, sia la mamma che la figlia, e quindi comunque avevo dato le mie rassicurazioni che noi siamo vicini all'amministrazione, così come tutto il territorio, e anche poi in termini di sicurezza, perché comunque sto lavorando proprio con il comune della polizia locale, poi eventualmente anche con i carabinieri per quello che potranno fare, magari per presidiare un po' di più il territorio, soprattutto in questi giorni, e dare anche quella sicurezza sia alla famiglia ma anche ai cittadini. Il servizio di Federico De Ros della nostra redazione di Pordenone. Bassano del Grappa era sempre stata un'isola felice, adesso c'è un problema di sicurezza, ci sono risse, episodi di violenza, anche furti nel Bassanese. Andiamo in diretta da Ferdinando Garavello. A te Ferdinando. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Ben detto, c'è un problema di sicurezza. Siamo con il sindaco Nicola Finco per chiarire un po' la situazione, perché di solo poche ore fa la notizia dell'ennesimo accoltellamento in centro a Bassano, e questa volta si tratta di una rissa, una colluttazione fra giovanissimi, addirittura la persona che ha sferato il colpo è un minorenne. Si torna a parlare di baby gang che in questa zona, nel centro di Bassano, ma non solo, come ci spiegherà fra poco il sindaco, stanno
stanno creando tantissimi problemi, soprattutto di ordine pubblico. Abbiamo dato notizia nei nostri telegiornali tante volte di risse, di problemi, di danneggiamenti, vandalismi che sono quasi all'ordine del giorno, e a questo punto il sindaco ha chiesto un aiuto immediato a questore. Prefetto. Sì, buongiorno direttore. Diciamo che ci troviamo di fronte a un gruppetto di ragazzini minorenni, perché alla fine sono sempre i soliti, che continuano a girare la nostra città creando tutta una serie di disordini, sia legati a atti di vandalismo ma anche a litigi tra vari gruppi, che poi alcune volte sfociano anche in episodi come quello di ieri con un accoltellamento. Sicuramente è una situazione da monitorare, infatti per questo ho chiesto l'intervento del prefetto e anche del questore, però vorrei precisare che oggi il problema sicurezza a Bassano è legato ai minorenni, cioè non ci troviamo di fronte a situazioni particolari di spaccio, di regolamento di conti tra bande, ma di minorenni allo stato brado, senza famiglie alle spalle, che sono liberi continuamente di combinarne di tutti i colori nella nostra città, e purtroppo sanno benissimo di essere minorenni e quindi di poter continuare a fare quello che vogliono e poi continuare a restare in libertà. Oltre al problema della sicurezza, che posso dire Bassano comunque è una città sicura che non ha problemi di sicurezza, qui c'è un vero e proprio problema di disagio sociale, perché questi sono minorenni, ragazzi che hanno la necessità di essere accompagnati all'interno di percorsi per riportarli sulla retta via, perché oggi sono minorenni e girano con il coltello. Non so fra qualche anno, quando saranno maggiorenni, con cosa gireranno all'interno delle nostre città. Quindi su questo, oltre al tema della sicurezza, penso che dobbiamo interrogarci anche sul problema del disagio sociale, che sta sempre più colpendo soprattutto le nuove generazioni. Sindaco, solo qualche mese fa stavamo raccontando proprio nei nostri telegiornali le prime avvisaglie di questa situazione. Raccontavamo in alcuni quartieri la presenza di questi ragazzini, di questi minorenni che minacciavano le persone, che andavano addirittura a rubare in casa. Ogni volta si diceva con le forze dell'ordine, con la polizia locale, ma anche con voi amministratori, sappiamo chi sono, li abbiamo visti, abbiamo le immagini delle telecamere, però purtroppo adesso siamo a raccontare ancora una volta un episodio, in questo caso gravissimo, perché si è salvato il giovane da un accoltellamento all'addome, perché la lama è penetrata in un punto in cui non ha fatto troppi danni, ma potremmo essere qui a commentare una situazione molto più drammatica. Che cos'è successo? Perché non si è riusciti a mettere un freno prima? Diciamo che noi abbiamo un sistema anche di sicurezza che funziona, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa quando c'è stato l'accoltellamento del professore. In poco più di 24 ore, attraverso un attento lavoro tra le forze dell'ordine, abbiamo subito individuato il responsabile. Qua il problema è che questi ragazzi restano impuniti, cioè con la storia che sono minorenni, e comunque spesso e volentieri, anche se questi accoltellamenti li compiono dei maggiorenni, spesso e volentieri poi il PM li rilascia nel giro di poche ore. Se non c'è una certezza della pena, e se questi sanno benissimo di poterle combinare senza che poi ci sia una conseguenza, questi continueranno a farlo. Quindi qua ci vuole un intervento del legislatore a livello nazionale, ma pensare anche di percorsi di rieducazione di questi ragazzi, perché stiamo parlando veramente di giovanissimi che girano con il coltello. Oltretutto, adesso non voglio fare sempre quello di parte, ma guarda caso sono tutti figli di immigrati di seconda generazione, quindi sono anche cittadini residenti, ma sono praticamente allo stato brado, e a questa situazione va messo un freno, perché stiamo parlando comunque di 5-6 ragazzini che vivono in un quartiere della città e che, oltre a combinarne nella nostra comunità bassanese, si spostano anche nelle realtà contermini, quindi stanno diventando un problema non di Bassano ma di tutto il territorio. Sindaco, in chiusura, che cosa vi aspettate da questore e prefetto dopo questa comunicazione? Ma quello che chiederò sarà un'intensificazione di controlli soprattutto nella fascia notturna, quindi dalle 2 del mattino fino alle 6, che è l'orario più critico, e qua stiamo parlando di ragazzini minorenni che girano di notte, quindi già questo è tutto un dire. E poi ovviamente chiederò anche un intervento per capire se questi ragazzi li possiamo inserire all'interno di qualche comunità, perché non è più tollerabile avere dei ragazzi così che ne compiono di tutti i colori a tutte le ore del giorno. Con questa considerazione del sindaco di Bassano Nicola Finco, direttore, noi apriamo quella che sarà sicuramente una lunga pagina di cronaca nei nostri telegiornali, perché ci pare di capire che il problema sia piuttosto diffuso, e vi cediamo la linea. Grazie molte a Ferdinando Garavello, a Renzo Rigone e ovviamente al sindaco di Bassano Nicola Finco. Vediamo da Padova oggi una notizia che riguarda una coppia che vive nel Padovano, vive a San Giorgio in Bosco, ma un dramma che si è consumato nel distretto di Galati in Romania. E qui è successo in Romania un accoltellamento, cioè la donna, la moglie, ha accoltellato il marito Gheorghe Zavate di 56
di 56 anni. Poi vedremo anche su questo un servizio. Adesso andiamo invece a Padova da Chiara Gaiani, perché l'onorevole Alberto Stefani della Lega, segretario regionale della Lega, ha notato un uomo che in un'auto stava picchiando una donna, è intervenuto subito. Sentiamo tutti i dettagli da Chiara Gaiani. A te, Chiara. Sì, direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Erano le 19:30 di ieri lungo la statale Adriatica, una strada molto trafficata. L'onorevole Stefani era in auto con altre 2 persone, si stava recando ad un appuntamento della Coldiretti al Conselve, dove è in corso la fiera. A un certo punto ha detto di aver visto qualcosa di strano nell'auto che li precedeva, una Polo, e messa a fuoco la situazione ha capito che c'era un uomo seduto sul sedile posteriore che stava picchiando la donna che era al volante, picchiandola in modo brutale. Pensate, addirittura faceva finire dalle botte la testa fuori dal finestrino, creando anche ovviamente un grande pericolo anche per la circolazione stradale. Una scena che ha fatto scattare immediatamente una reazione in Alberto Stefani e nelle persone che erano con lui, che hanno iniziato a registrare quanto stava accadendo, un video che poi l'onorevole Stefani ha anche diffuso, un breve frammento di video che ha anche diffuso sui social, e poi ovviamente chiamato il 112. Si sono messi all'inseguimento del veicolo, restando in costante contatto con il 112 per raccontare dove si stavano dirigendo e quello che stava accadendo, un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri e che da Battaglia Terme li ha portati fino a Pernumia, dove una prima pattuglia dei carabinieri della compagnia di Abano, competente per territorio, raggiunta da un'altra, ha bloccato il veicolo e ha fatto scendere gli occupanti. La donna per fortuna aveva solo delle piccole escoriazioni, l'uomo però agitato ha iniziato a inveire contro i carabinieri, anche contro lo stesso Stefani e i suoi compagni di viaggio, che ovviamente hanno rilasciato una deposizione e consegnato anche il materiale video agli inquirenti. La donna non ha sporto denuncia, ma l'uomo è stato arrestato. Si tratta di un italiano di 52 anni, la donna era sua moglie, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Una vicenda che andrà avanti ovviamente anche per via giudiziaria, ma che ci lascia, insomma, ci colpisce, e per fortuna, insomma, l'onorevole Stefani e i suoi compagni di viaggio non si sono voltati dall'altra parte. Anche oggi l'onorevole Stefani, che abbiamo raggiunto al telefono, era visibilmente scosso. Allora io vi lascio le parole che abbiamo raccolto nell'intervista telefonica che ci ha rilasciato questa mattina. Da Padova poi restituisco la linea, ringraziando per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende. Vedevo che l'auto che mi precedeva, all'interno c'era un uomo che stava picchiando la donna alla guida e fondamentalmente in certi casi sbatteva la testa fuori dal finestrino, quindi la situazione era veramente drammatica. Noi abbiamo seguito l'auto finché ovviamente in coordinamento con le forze dell'ordine siamo riusciti a fermarla e ovviamente quindi a fermare anche la violenza. Un grande grazie va ai carabinieri e ai ragazzi che sono intervenuti prontamente e questo ha permesso ovviamente poi di identificare l'uomo autore della violenza e di poter procedere con quanto di competenza. Sono riuscito a riprendere qualche secondo e davvero i gesti di violenza erano fuori controllo e l'uomo era anche in evidente stato di alterazione. Spero che ora la donna si trovi al sicuro e che sicuramente lo sarà e che possono essere assicurate tutte le misure per garantire ovviamente una giustizia certa. La vicenda mi ha lasciato sgomento perché trovare una situazione di questo tipo è davvero spiacevole, ma quello che conta è non girarci dall'altra parte anche quando ovviamente si provano emozioni particolari come quella che si prova quando si vede una donna in pericolo. Quello che conta è agire prontamente e avere il coraggio poi di fare tutto quello che serve.
Grazie a Chiara Gagliani e a Cristian Roque. Allende, vediamo adesso un'altra violenza ai danni di una donna che è stata aggredita e derubata dopo il prelievo al postamat di Resana. È stato arrestato un 31enne con precedenti. Al nostro microfono la vittima della brutale rapina. No, male. Non riesco e non voglio neanche ricordare. C'è tanta paura? Sì, anche di andare giù a buttare l'immondizia. Ho paura di tutto. Paura di tutto. È ancora sotto shock la donna di 49 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta a 2 passi dall'ufficio postale di Resana. Aveva appena prelevato al postamat di Piazzetta dei Donatori quando, dirigendosi verso casa, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata raggiunta dal malvivente, come racconta il nostro microfono, chiedendoci però di restare anonima perché ha il terrore di ripercussioni. Se me li chiedeva, io glieli davo, prendevo i soldi e glieli davo. No, che mi ha aggredito e mi ha fatto un danno morale, fisico e tutto. E non so quanto mi durerà, non so. Cosa che non si dimenticherà con tanta semplicità. Io non vivo più questi giorni, sto sempre col terrore. Ho paura di guidare, di trovarmi qualcuno avanti per la strada. Cioè, posso vivere così? Lei si era accorta della presenza di questa persona? Sì, ho visto un uomo che era fermo, ma non gli ho dato importanza. Dopo, quando mi ha chiesto di fare una telefonata, io gli ho dato il telefono, gli stavo per dare il telefono e lui subito mi ha preso il volto, mi ha spruzzato lo spray agli occhi, peperoncino, mi ha dato uno schiaffo sul mento e l'orecchio e poi un calcio sulla pancia per lasciare la borsa. È quindi scappato in sella un motorino, ma è stato fermato dal marito della 49enne che nel frattempo la stava raggiungendo. Tra i due è nata una colluttazione, il rapinatore è riuscito a scappare a piedi dopo aver colpito più volte al volto con il casco il consorte della donna aggredita, riuscendo addirittura a cambiarsi d'abito. La sua fuga è durata poco perché i carabinieri l'hanno bloccato e arrestato non lontano dal luogo dell'aggressione. Lui, 31 anni, residente a Castelfranco Veneto, arcinoto alle forze di polizia, deve rispondere di rapina aggravata. È stato trovato in possesso sia di soldi che sono stati restituiti alla signora e sia di altri elementi che ci hanno consentito poi di trarre in arresto. Si muoveva con uno scooter, tra l'altro lo scooter è risultato rubato, quindi questo poi ci ha consentito, anche attraverso tutta una serie di ricostruzioni, di addebitare, chiaramente ancora siamo nella fase delle indagini preliminari, altre 2 rapine che aveva commesso sempre a Castelfranco nel mese di luglio con le medesime modalità. Se lo trovasse davanti cosa gli direbbe? No, ma neanche mio marito non so cosa gli farebbe. Io no, avrei solo paura di nuovo, sì. Avrei paura, lo ammetto, sono una persona forte, però in questo caso io avrei paura. Sì. Servizio di Vanessa Banzato. Adesso andiamo a Chioggia in diretta da Filippo Fois e da Tommaso Migotta per la donna che è stata accoltellata da uno sconosciuto. È stato fermato un sospettato, ma ancora è oscuro il movente. Ritrovato il cagnolino della vittima. Sentiamo però tutti i dettagli da Filippo Fois. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi prendiamo la linea dalla RSA, nella quale è stato trovato proprio il cagnolino Lucky. Il cane era scappato durante l'aggressione di Monica Grimm. Una volta che Monica è stata dichiarata fuori pericolo, tra l'altro ha anche ripreso conoscenza, ha detto che vuole tornare presto a casa, ma questo lo sentiremo anche dal sindaco Mauro Armelau di Chioggia, che l'ha incontrata anche questa mattina. Una delle sue grandi preoccupazioni era proprio quella di ritrovare il cane, di ritrovare il piccolo Lucky. Allora noi siamo qui con il sindaco Mauro Armelau, con Alessandro Scarpa che è il direttore della RSA. Partiamo da lei, Scarpa, visto che questa è la buona notizia della giornata, perché davvero la ragazza ferita ci teneva tanto a questo fatto. Come l'avete ritrovato qui questo cane? Gli operatori che smontavano praticamente dalla notte e lo hanno visto in quell'angolo del nostro giardino,
e quindi insomma sono stati molto attenti perché tutti si erano mobilitati. È stata una mobilitazione enorme. Sì, ma tutti erano attenti, tutti parlavano insomma di questo animale che si cercava e quindi ha trovato rifugio qui, probabilmente comunque un posto relativamente tranquillo. E gli operatori sono stati molto attenti e bravi, ecco, ad accorgersi. Perché era spaventatissimo. Sì, era spaventato, era proprio lì in angolo. Guarda, andiamo a vedere questo angolo mentre continuiamo. Tra l'altro qui, Sindaco, noi siamo a quale distanza dall'aggressione? Intanto Tommaso Migotto ci fa vedere dove si era riparato il cagnolino. Siamo a circa 500-600 metri dal luogo dell'aggressione, ecco, quindi il cagnolino... Si è fatto più di mezzo chilometro, in mezzo a un bel traffico, tra l'altro perché siamo in una zona molto... ma si è fatta tanta strada anche perché lo avevano segnalato già la mattina seguente in lungomare, tutto bagnato, che pioveva, quindi insomma ha girovagato un po' e poi si è diciamo riparato, ecco, nella zona della casa di riposo, ma molto attente anche il personale che comunque quasi smontava dal turno di notte. Che ora era? Era intorno alle 7, 6, 3/4, era il momento del cambio del turno. Quindi c'è stato dalle finestre. Dalle finestre qui proprio della nostra struttura hanno notato questo cane, insomma, che era lì. A quel punto hanno avvisato. E subito hanno avvisato l'APA e chi è venuto a curarlo, insomma, a prenderlo. Grazie direttore Alessandro Scarpa. Sindaco, noi abbiamo aperto proprio con questa notizia perché Monica Grimm, nonostante tutto quello che ha passato, quando aveva ripreso conoscenza ha chiesto immediatamente notizie del suo cagnolino. Infatti ieri, quando sono stato in visita diciamo personale, perché poi come città di Chioggia, ripeto, abbiamo fatto arrivare un mazzo di fiori anche in rianimazione, sono stato in visita e lei era molto preoccupata, ha detto tornerò in Germania quando mi dimetteranno, però non torno, mi ha detto, senza Lucky, quindi lei voleva tornare in Germania con Lucky e quindi lì mi sono veramente preoccupato, ho detto ragazzi qui dobbiamo trovare Lucky per forza, non aspettare di vederlo così in maniera fortuita e alla sera, anche ieri sera siamo stati fuori fino alle 2 di notte proprio mobilitati. Hai avuto modo tra l'altro di parlare con Monica anche questa mattina, come le è sembrata come condizione? Ma molto meglio rispetto già a ieri, quindi sta già migliorando, poi ringrazio veramente anche l'ASL e i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario dell'ospedale perché si sta prendendo cura, ma come con tutti, ecco, proprio della persona di Monica e quindi Monica ha sentito appunto, ha saputo ufficialmente che è stato ritrovato Lucky, era felicissima e quindi noi insieme a lei chiaramente. Notizie che magari fanno bene anche dal punto di vista terapeutico, ho visto che era... a livello psicologico è stata la miglior medicina questa di oggi, sapere che Lucky è vivo, sta bene e che adesso era nelle mani del proprio papà. Allora, Lucky è tornato a casa, le condizioni di Monica S sono in miglioramento, è uscita dalla terapia intensiva, c'è un sospettato che è stato interrogato a lungo dalle forze dell'ordine che in questo momento si trova in osservazione sanitaria obbligatoria? Sì, sotto osservazione, insomma. Ecco, è un ragazzo di Chioggia? Sì, è un ragazzo di Chioggia, però al momento diciamo non ci sono indagati, dobbiamo dire. Non ci sono indagati, non ci sono arrestati, perché leggo di tutto, quindi non ci sono indagati, non ci sono arrestati, ci sono delle indagini in corso da parte dei carabinieri. Noi come amministrazione, come sindaco, diamo tutto il supporto necessario per cercare di identificare comunque l'autore ed assicurarlo alla giustizia. Insomma. Siamo tutti che attendiamo che dalle forze dell'ordine ci arrivino dei riscontri positivi dai carabinieri. Inutile dare le colpe e non le colpe. Quando a conclusione delle indagini poi avremo delle notizie, insomma, ecco. Certo. Nel frattempo Anna Maria Parisi ieri ha avvicinato i parenti di questa persona, per cui direi che possiamo ascoltare che cosa hanno detto ai nostri microfoni, dopodiché la linea può tornare allo studio. C'è la questione della moto col casco scuro. Mio fratello non ha patente, la moto è quella ed è mia. Mio fratello, che sappia io, non ha mai guidato la moto. Così il fratello del 25enne di Sottomarina scagiona al momento il principale sospettato del brutale accoltellamento con 12 fendenti della trentenne tedesca dello scorso 1 agosto, quando, a poche ore dal suo arrivo dalla Germania insieme alla sua famiglia per una vacanza qui in Veneto, è stata vittima della violenta aggressione verso le 23 da parte di un uomo con il casco in testa, mentre era a passeggio con il suo cagnolino Lucky, scomparso da allora.
A fornire un alibi al fermato, al momento non indagato dalla Procura di Venezia e in mattinata portato in ospedale per degli accertamenti clinici, anche la zia, la sua versione dei fatti. Anche perché io ho telefonato a mia sorella quella sera, lui stava dormendo a fianco alla sua mamma. E io ieri l'altro ero qua con una mia zia e c'era Andrea. Mi ha salutato, ciao zia, come stai? Tu amore, come stai? Io sto bene. La scorsa notte il 25enne sospettato del tentato femminicidio prelevato da casa dei carabinieri, ascoltato in caserma fino a tarda notte, come racconta il fratello. E ieri sono venuti una ventina, tra i 15 e i 20 sicuramente. E niente, sono entrati e hanno perquisito tutta casa e dopo sono stati un po' a parlare con Andrea, sono stati un paio d'orette, dopo si sono portati via. Lo stato d'animo adesso qual è, sapendo che tuo fratello è sospettato di questo accoltellamento? È preoccupazione, però non sappiamo neanche ancora se è vero. Ai familiari, come dinanzi ai militari dell'Arma, avrebbe professato la sua totale innocenza rispetto ai fatti. Ha detto che non ha fatto niente. I carabinieri hanno provato a dire la verità, però lui ha chiamato preoccupato mio papà, ha detto mi vogliono far dire cose che non ho fatto, non ho detto e questo è. A credere nella sua innocenza anche la zia. Lui non ha la moto, non ha il patentino, non va nemmeno in bicicletta, è impossibile. Un ragazzo con un passato certamente difficile, con già 3 tentati accessi in comunità e che ora si sta curando, dice sempre la zia tra le lacrime. E il ragazzo con problemi, sappiamo che hanno dei problemi, chi li sa sta andando a buon fine, ma non è il tipo di aver fatto quel tipo di cose. No, non ammetto, non sono sicura. E mentre le indagini proseguono, è sempre la zia ad avere un pensiero per la vittima. Spero che la ragazza si riprenda e guarisca presto, dice. Le faccio i miei auguri che stia molto molto bene e che stia con la sua famiglia, perché ha un bimbo o una bimba, non mi ricordo. Quello le posso dire. È il fratello del fermato, invece, ad aggiungere che... Per me, se è vero, è giusto che sconti quello che deve pagare, per carità. Queste le dichiarazioni dei parenti di questo ragazzo sospettato e in stato di fermo il servizio di Anna Maria Parisi. C'è incertezza proprio per la questione della moto, non ha la patente, come avete sentito. La moto era quella perlomeno utilizzata dalla famiglia, era ferma a casa, per cui insomma l'inchiesta sta ovviamente andando avanti. Adesso andiamo a Montebelluna da Christian Arboit e da Nicoletta Rizzetto, perché avrete visto le evoluzioni dei bulli sulle biciclette proprio in molte vie del centro. I negozianti sono rimasti molto così infastiditi e sono arrabbiati. I biker però hanno chiesto scusa. Andiamo da Christian Arboit. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno da Montebelluna con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. È una svolta per certi versi clamorosa quella che vi stiamo raccontando. La questione è nota, i fatti sono arcinoti, probabilmente noi siamo stati anche i primi a raccontarveli. Queste scorribande nel cuore, nel centro di Montebelluna, ad opera di quelli che sono stati definiti baby biker bulli, insomma sono stati definiti in tanti modi. Un'estate, non solo un'estate, è un anno ormai che questo fenomeno va avanti, che ha infastidito, poi preoccupato, poi ancora allertato la popolazione, i residenti, i commercianti, i negozianti compresi. Più o meno un mese fa eravamo qui in Corso Mazzini, all'altezza della Mare a Monte, che è un noto ristorante di pesce qui della zona, e proprio un mese fa vi stavamo raccontando di un episodio di cronaca, di un'aggressione verbale. Questi ragazzini che dopo le evoluzioni avevano anche aggredito verbalmente i titolari di questo ristorante e alcuni loro clienti. La signora Angela Folladoro più o meno un mese fa ci aveva raccontato cos'era successo quella sera. Era un venerdì di inizio agosto, un venerdì ad alta tensione. Sì.
Sì. Possiamo dire. Sì, sì, perché avevano cominciato già alle 8 dappertutto e hanno finito qua la sera a mezzanotte. Vi avevano insultato dopo le evoluzioni in bici e quant'altro, da lì è nato quasi anche un movimento di popolo, perché se ne è parlato tanto, anche i media nazionali poi hanno ripreso i nostri racconti e quant'altro. E cosa è successo ieri sera? Ieri sera verso le 11 passano 3 ragazzi in bicicletta qui davanti, io li avevo riconosciuti e ci hanno detto ciao. Poi si sono girati, sono tornati indietro e ci hanno chiesto se potevano chiederci scusa. Se potevano chiederci scusa, ci hanno dato la mano, praticamente non volevamo accettarla all'inizio sinceramente, perché sembrava quasi una presa in giro, perché ridevano. Eravate un po' rigidi. Secondo me avevano un po' di paura, erano timorosi, perché alla fine sembrano tanto spavaldi, però alla fine parlando assieme sono ragazzi molto molto alla mano. Ci hanno chiesto scusa per quello che non avevano fatto. Ci hanno detto che si sono staccati da sto certo Pera, non so chi sia il capo, ma perché hanno capito che c'era troppa confusione, come la confusione è venuta fuori anche stamattina nella chat che abbiamo noi con tutti i commercianti, che tutti quanti dicono è un bel gesto ma devono farlo con tutti. Intanto secondo me è già un buon inizio, perché qui hanno fatto tanta confusione quella sera lì. Hanno offeso tante persone e chiaramente mio marito gli ha dato la mano, li ha accettati, ci hanno detto che loro vogliono chiedere scusa a tutti, che vogliono andare dalle istituzioni, che li aiutino a trovare un posto e che qualcuno anche li aiuti a trovare il sistema per fare un'associazione, così sono assicurati, possono fare il loro sport, perché alla fine è uno sport effettivamente. Quindi non farli più nel centro di Montebelluna mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri, ma avere uno spazio dedicato. Di questo si è parlato e questa esigenza è stata rappresentata anche a lei. Certo, e io dico vabbè, noi abbiamo accettato le scuse, abbiamo chiesto che vengano anche tutti gli altri un giorno, se vengono qui in tutto qua il gruppo per me è una bella cosa, ma anche se ci troviamo con tutti i commercianti dove hanno fatto i casini che hanno combinato, però secondo me ogni tanto bisogna dare anche la seconda possibilità alle persone. Certo che anche l'istituzione adesso deve fare il suo, bisogna dargli una mano a sti ragazzi se non vogliamo vederli in strada. Di questi 3 ragazzi, uno maggiorenne e gli altri minorenni. E gli altri minorenni, sì. Quindi lei si è un po', diciamo così, intenerita, è la parola giusta, si è commossa, insomma... Mi ha fatto piacere, essendo mamma, nonna, zia, avendo tanti ragazzi che vengono qua, avete visto anche adesso che ci sono ragazzi qua che ci conoscono, noi abbiamo tanta gioventù che viene qua. È vero che bisogna dargli una mano a sti ragazzi adesso. Certo, abbiamo accettato le scuse, abbiamo scritto nel gruppo, che io dico anche chi ha risposto nel gruppo che bisogna che moderiamo anche un attimo adesso i termini anche noi e proviamo ad allungare noi la mano verso loro. Aprire un po' la fase del dialogo. Lei stesso un mese fa li aveva condannati fermamente, aveva chiesto un giro di vita e poi questo giro di vita, aveva detto, è anche arrivato, c'è stato il clamore che c'è stato, quindi probabilmente anche questo ha aiutato, il fatto che lei ci abbia messo la faccia e abbia raccontato anche quello che era successo, insomma un po' tutte le cose hanno portato a questo epilogo. Ieri sera siamo andati anche al Bar Cavour, dove avevano fatto confusione anche lì, che avevate intervistato anche la titolare Andrea e praticamente ci hanno detto bel gesto, la fate, li aspetto anch'io. Quindi insomma stanno passando altri negozianti per stringere le mani, per chiedere scusa e prendere un po' le distanze dall'altra anima del gruppo, perché si stanno chiarendo anche tra di loro. Si stanno dividendo oltretutto. Poi chi farà ancora confusione sarà problema suo a questo punto. Li perdona? Sì, certo, gli diamo un'altra possibilità. Grazie Angela Follador, grazie davvero alla titolare del Mare ai Monti di questo ristorante. Insomma, il quadro è noto, questo è l'epilogo, ci sono anche le buone notizie, staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ti dico solo, direttore, che questo è un tema molto molto sentito a Montebelluna, popola le chat di gruppo, è un tema che scotta sul tavolo dell'amministrazione comunale.
tribunale, sono partite anche delle multe, dei confronti fra genitori e sindaco, però appunto ieri sera c'è questo passaggio che era giusto raccontare e raccontarvi. Direttore, con Nicoletta Rizzetta è tutto da Corso Mazzini a Montebelluna, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, a Nicoletta Rizzetto, vedremo cosa farà il sindaco Adalberto Bordin con la sua giunta. Intanto vediamo due titoli del Corriere del Veneto. Investito in bici sulla Gardesana mentre andava al lavoro, Lorenzo Veronesi, 26 anni, purtroppo non ce l'ha fatta. E poi a Venezia i borseggiatori denunciano i cittadini fermati e filmati senza autorizzazione, quindi i borseggiatori che invocano l'applicazione della privacy. Adesso andiamo a Belluno da Fabio Fioravanti e da Stefano Bozzi, il nostro operatore, perché è crollato un cornicione a Palazzo Fulcis. A te Fabio. Grazie per la linea, siamo a Belluno, siamo all'interno del cortile di Palazzo Fulcis, un bellissimo palazzo che si affaccia al centro bellunese che ospita il Museo Civico. In questo cortile, dove vedete che sta inquadrando Stefano Bozzi, è crollato un pezzo di cornicione ligneo, per cui la parte sottostante è stata transennata per il dubbio che non ci sia pericolo per il restante pezzo appunto di cornicione, perché ricordiamo che questo cortile dove mi trovo sotto il colonnato ha delle opere che sono parte integrante del museo stesso, che quindi i visitatori possono accedere, possono vedere, quindi questo transennamento che vedete è stato messo proprio per evitare il rischio che qualcuno possa subire danni. Non è successo niente, dovranno esserci ovviamente le verifiche del luogo. Ricordiamo che però quel tratto di cornicione crollato non fa parte del museo, ma quel tratto di edificio è di proprietà privata e per quanto lo riguarda, in quell'ala si trova il Camerino d'Ercole, la stanza ricca di stucchi e altorilievo concepita per ospitare le grandi opere che oggi costituiscono il fiore all'occhiello del museo, a cominciare, ricordiamolo, dalla caduta di Fetonte di Sebastiano Ricci. Quindi un privato che si affaccia su un museo, un cornicione, un tratto di cornicione crollato, in sicurezza la parte sottostante per evitare rischi, e adesso ovviamente con l'avallo della soprintendenza si dovrà procedere ai controlli e ai restauri necessari. Grazie per la linea, da Belluno è tutto. Grazie molte a Fabio Fioravanti e a Stefano Bozzi della nostra redazione bellunese. Torniamo alla cronaca nera. Come vi dicevo prima, una donna ha coltellato il marito uccidendolo in Romania, ma da 20 anni a questa parte vive a San Giorgio in Bosco. Sentiamo. Erano in Romania, a Fundeanu, nella contea di Galati, per ricordare la mamma di Gheorghe, morta 7 anni fa. La tragedia si è consumata in un attimo alle 23:30 del 22 agosto. L'ennesimo litigio e Valerica Zavate, 53 anni, arraffa un coltello da cucina e inizia ad infierire sul marito, Gheorghe Zavate, 56 anni. Le urla vengono sentite dalla sorella dell'uomo che accorre, trova Gheorghe in un lago di sangue e avverte i sanitari e la polizia. Troppo gravi le ferite. Gheorghe Zavate muore in ospedale poco dopo. Una tragedia che dalla Romania arriva anche a San Giorgio in Bosco, dove la famiglia vive da 20 anni e lavora, il marito come camionista, Valerica come operaia. Nulla lasciava presagire una simile tragedia quando l'8 agosto la coppia aveva salutato i colleghi per le ferie estive e per rientrare in Romania. Una famiglia normale, tranquilla, inserita nel contesto di un paese dove molti si conoscono e dove era cresciuta, vive e lavora anche la loro unica figlia. Valerica adesso è in custodia cautelare in carcere in Romania, a disposizione della procura della Corte d'Appello di Galati. Aveva messo a segno almeno 10 aggressioni contro coppie di omosessuali nella zona industriale di Padova. La banda è individuata dai carabinieri ed in carcere è finito anche il terzo componente.
Era scappato in Spagna, ma i carabinieri hanno avuto pazienza e lo hanno aspettato mentre rientrava nella sua casa di Vigonovo. È stato arrestato anche il terzo componente della banda, individuato lo scorso dicembre e accusato di almeno 10 aggressioni nei confronti di coppie omosessuali in via Polonia, nella zona industriale di Padova. Dopo 2 giovani marocchini di 23 anni residenti a Fossò e Vigonovo, in manetta è finito anche un 19enne di origine romena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane con i 2 arrestati che hanno chiesto il patteggiamento faceva parte di una banda dove erano coinvolti anche 6 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Il gruppo, con ferocia, aveva preso di mira le coppie omosessuali picchiate quasi ogni sera tra giugno e luglio dello scorso anno a scopo di rapina. Una violenza che era arrivata anche al sequestro di persona, con le vittime insultate, picchiate con mazzi da baseball e calci di pistola. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo una pagina, la prima pagina del, qui salta fuori sempre la pubblicità, del Messaggero Veneto, scontro frontale tra un'auto e un camion, muore un calciatore di 20 anni. L'incidente si è verificato sulla strada regionale 13 nel territorio comunale di Campoformido e abbiamo il servizio della nostra redazione di Udine. La tragedia della strada si è consumata alle prime luci dell'alba lungo la statale Pontebana a Campoformido, di fronte alla base dell'aeronautica militare. La vittima, Aldo Maclay, 20enne udinese alla guida dell'auto, diretto verso la città del Trattato, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Campoformido, ha perso il controllo della stessa, impattando violentemente contro un mezzo pesante condotto da un cittadino romeno che stava procedendo nella direzione opposta. Il ragazzo è morto sul colpo per le profonde e gravi ferite riportate nello scontro. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine hanno dovuto utilizzare le pinze e il divaricatore oleodinamico per farsi strada, rimuovendo la portiera di guida per poter poi estrarre il corpo senza vita del 20enne. Illeso ma sotto shock l'autista. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, la salma è stata recuperata e trasportata all'obitorio dell'ospedale di Udine, dove è stata ricomposta. La rimozione dell'auto da parte della carrozzeria bertiolese. Sul luogo del sinistro la polizia locale del corpo intercomunale Campoformido Pozzuolo e gli addetti di FVG Strade, tratta di loro competenza, per la pulizia e la messa in sicurezza della sede stradale. Servizio di Omar Costantini, e intanto non è stata ancora fissata la data dei funerali di Diego Lapaine, l'ex vicepresidente del Fermi, falciato da un'auto lunedì pomeriggio a Villorba da un 18enne cubano senza patente, ora indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato. Il ragazzo procedeva a quanto pare a fortissima velocità. Sarà una perizia cinematica a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Diego Le Pen, l'insegnante pensionato di Ponzano, morto a Villorba mentre si trovava in sella alla sua bici, investita dall'auto condotta da un 18enne senza patente né foglio rosa, ora indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato. Sono diverse le ipotesi che vanno appurate, a partire dalla velocità del mezzo che sembra sfrecciasse oltre i 100 km all'ora, e questo prima di invadere la corsia di marcia in prossimità di un dosso stradale. Esclusa la presenza di alcol o droghe, il giovane di origini cubane resta sotto shock nella casa della madre, cui si era ricongiunto da pochi mesi. La donna è stata multata per 350 euro per incauto affidamento. Poi c'è la partita civilistica assicurativa che si preannuncia pesantissima, con la difesa del giovane affidata all'avvocato Fabio Crea. Esclusa l'autopsia, mentre si attende venga comunicata la data dei funerali, crescono le testimonianze di vicinanza con la famiglia Le Pen, come qui al Fermi, dove il professor Diego era anche stato vicepreside. I suoi colleghi sono stati profondamente provati dalla perdita, in quanto lo ricordano con estremo piacere come una persona silenziosa però di grande levatura morale. Erano soliti fare delle uscite in montagna, quindi frequentarsi pure al di fuori dell'ambiente scolastico. Istituto che sarà ufficialmente presente alle esequie. Ci organizzeremo per andare, ma sono certa che i suoi colleghi sarebbero andati a prescindere dalle indicazioni ufficiali, ecco, proprio perché ne conservano uno splendido ricordo. Aumentati i controlli della Polizia Locale di Padova su monopattini e biciclette elettriche nel mese di agosto. Sentiamo Francesco Ratai.
Intensificati i controlli della Polizia Locale di Padova su bici e monopattini elettrici. Nel mese di agosto 29 le sanzioni elevate, nell'ultimo mese 550 da inizio 2025. Di massima attenzione per chi guida il monopattino, così come le bici elettriche. Chiaramente è necessario fare dei controlli. Noi abbiamo visto che ci sono diversi utenti che ormai il casco lo utilizzano quasi regolarmente, ma ce ne sono tanti altri ancora no, e quindi è necessario proprio nell'ottica di sensibilizzare tutti gli utenti all'utilizzo del casco, è necessario fare dei controlli. Li abbiamo fatti, ne stiamo facendo molti, proprio perché per noi la cosa fondamentale è garantire la sicurezza sulle strade. Mancato utilizzo del casco e trasporto di passeggero non consentito sui monopattini, queste le violazioni più diffuse. Un'azione, quella della Polizia Locale, voluta per sensibilizzare gli utilizzatori della micromobilità elettrica, che si è scontrata però con un problema. Non avendo targhe, in molti non rispettano l'ALT. C'è questa difficoltà, che è una difficoltà assolutamente oggettiva. Quindi diciamo che noi ci stiamo adoperando da questo punto di vista, però, ripeto, non tutti possono essere fermati poi con il fatto che non c'è un riconoscimento, volgarmente una targa su un monopattino. È chiaro che non puoi neanche fare quello che fai normalmente con un'autovettura o con una moto. L'assessore Diego Bonavina ha sottolineato che l'utilizzo del casco è sempre obbligatorio con i monopattini elettrici, anche per quelli a noleggio. Non c'è distinzione tra i mezzi a noleggio e i mezzi di proprietà, e quindi è necessario avere il casco. Io devo dire che sono moderatamente soddisfatto di quanto vedo, ossia che ci sono tante persone che il casco adesso lo utilizzano regolarmente. Ripeto, non è facile educare tutti al rispetto delle norme e noi cerchiamo di farlo proprio per tutelare loro. È una tragedia sfiorata a Trevignano per un tir che è finito nel giardino di una abitazione e poi contro il muro, mobilitati uomini e mezzi. Sentiamo. Una traiettoria impazzita che solo per una fortunata coincidenza non ha innescato un effetto domino potenzialmente letale. Sono le 14:58 lungo via Postumi a Trevignano quando il tir condotto da un 43enne macedone finisce nel giardino di questa abitazione. Il rumore è assordante, l'allarme immediato con la mobilitazione di uomini e mezzi. Sul posto arrivano subito i vigili del fuoco, i carabinieri, oltre ad ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza. Nel giardino, e questo viene appurato nell'immediatezza, non c'è nessuno, così come nei dintorni. Gli stessi proprietari in quel momento si trovavano fuori casa. Gli sforzi di soccorritori si concentrano così sul 43enne che viene portato d'urgenza nel vicino ospedale di Montebelluna. Fin da subito appare ferito, ma non in pericolo di vita. Il mezzo pesante sarebbe finito fuori strada a causa dello scoppio della gomma anteriore sinistra, da qui lo sbandamento e la corsa finita contro il muro. Treviso prima in Veneto e terza in Italia nella classifica delle città più sicure, un dato che si basa sulle denunce effettuate per 100.000 abitanti, battuta solo da Oristano e Potenza. Prima nel Veneto, anzi prima nel nord Italia e terza in tutta la penisola. Treviso, secondo il report emanato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è la terza città più sicura dopo Oristano e Potenza, capoluoghi che comunque hanno molti meno abitanti di Treviso. Questo ovviamente è motivo di grande soddisfazione. Questo non significa non vedere, non considerare che ci sono alcune piccole criticità che vanno risolte, che vanno affrontate con grande determinazione, però è altrettanto vero che dobbiamo renderci conto che viviamo in una città sicura, che le nostre forze dell'ordine stanno facendo un lavoro straordinario. Una sinergia che funziona, quella tra tutte le forze dell'ordine, sempre in prima linea, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Credo che il segreto di questo risultato sia anche il costante confronto tra cittadinanza e forze dell'ordine attraverso i gruppi di vicinato, attraverso
visto una sensibilità molto forte della comunità e questo non è un traguardo raggiunto, ma è un nuovo punto di partenza per continuare a migliorarci. Potrebbe aver influito anche la zona rossa sul numero delle denunce ogni 100.000 abitanti, dato su cui si basa la classifica. Treviso ne ha infatti solo 2.258. La zona rossa è stato un elemento in più che ha portato ulteriore sicurezza, forse ha inciso un po' di più sulla percezione di sicurezza che non sulla sicurezza reale. Questa classifica parla di sicurezza reale, di denunce fatte, nonostante i costanti appelli del sindaco a fare sempre denuncia. Tra le città più sicure anche Pordenone al 5° posto e Belluno al 10°, le peggiori Milano, Roma e Firenze. Ma questo per il sindaco è solo uno stimolo a fare meglio. Ringrazio i cittadini, ringrazio le forze dell'ordine, il prefetto, la polizia locale e continueremo ad investire sulla sicurezza, dalle videocamere di sorveglianza alle tecnologie messe a disposizione della nostra polizia locale, ai tanti progetti anche di sensibilizzazione che stiamo facendo nelle scuole e che portano un risultato magari non nell'immediato ma a lungo e medio termine. Servizio di Elena Dal Forno, e intanto crescono i livelli di insofferenza e litigiosità in tutte le nostre comunità. L'ultimo episodio in uno studio medico di paese dove il sindaco ha mantenuto le barriere all'ufficio dei servizi sociali e con altri primi cittadini critica la sentenza della consulta sui trattamenti sanitari obbligatori cosiddetti TSO. È vero che avete messo, diciamo, una sorta di difesa allo sportello dei servizi sociali? Sì, è stata messa per periodo Covid, però l'abbiamo lasciata perché ogni tanto arriva qualche soggetto un po' sopra le righe. Siamo tutti un po' più irascibili e lo dimostra non solo il provvedimento del Comune di Paese, ma anche l'ultimo episodio del genere accaduto nella comunità del sindaco Catio Berti. Il medico di medicina generale Gianquinto Mardegan arriva in studio con 20 minuti di ritardo e una paziente quarantenne inizia ad aggredirlo verbalmente. Il dottore risponde, i toni si alzano finché non arriva una pattuglia dei carabinieri chiamati da un altro paziente e tutto torna alla normalità. Ma non sempre finisce così, come sottolinea il sindaco, quasi quotidianamente alle prese con casi molto più gravi. Ricordo qui a Paese, per cercare di ricoverare e prendere in carico un soggetto che creava problematiche al cimitero di Castagnolo, ci abbiamo messo quasi un anno. E con la procedura vecchia di TSO, quindi un primo TSO, un secondo TSO, tutto più difficile, però abbiamo le mani sempre più legate. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte Costituzionale che rende obbligatorio l'audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida. Questa nuova procedura prevede addirittura che la persona alterata debba fare un colloquio, se non fisico, almeno audio-video, con il giudice. Mi sembra almeno quantomeno complicato. Il commento del presidente dei sindaci del Veneto Mario Conte, che amplifica ciò che pensano i primi cittadini per un provvedimento che mette in difficoltà chi poi deve agire per il bene non solo della sua comunità, ma anche del soggetto stesso. Perché i soggetti spesso e volentieri o non sono coscienti o purtroppo sono sotto l'effetto di psicofarmaci, non hanno la capacità di comprendere la condizione in cui sono. Tra l'altro un provvedimento che richiederà più personale, sottolinea il sindaco di Cordignano Roberto Campagna. Anche a livello di risorse comporta un dispendio di energia maggiore. Un provvedimento che dovrà essere rivisto, secondo i sindaci, per l'incolumità di tutti. Perché molte volte si utilizza il TSO davvero come elemento estremo in una situazione particolarmente complicata, dove è a rischio la vita della persona oggetto di TSO, ma soprattutto delle persone attorno. Quindi insomma io chiedo quantomeno di verificare l'opportunità di questa nuova procedura. E insulti e minacce alla moglie armato di coltello. È stato arrestato un 50enne in casa contro la moglie e le figlie. Erano continue violenze. Oltre al braccialetto elettronico, la questura ha avviato la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Stava invendo contro la moglie brandendo un grosso coltello da cucina. La vicina di casa, richiamata dalle grida, si è affacciata alla finestra e vista la scena ha subito chiamato il 113. L'episodio sabato scorso a Treviso, dove gli agenti delle volanti hanno arrestato un 50enne dello Sri Lanka con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, costretta da tempo a minacce, violenze e vessazioni. Quando in casa sono arrivati i poliziotti, l'uomo, evidentemente ubriaco, ha iniziato a insultare anche loro. È stato quindi disarmato e nei suoi confronti la moglie ha formalizzato
ufficializzato una denuncia. Lievemente ferita, ha spiegato che il marito, un violento col vizio dell'alcol, aveva instaurato in casa un clima di terrore, tanto che lei e le figlie, una delle quali minorenne, erano spesso e volentieri costrette ad andarsene quando dava in escandescenze. Il cinquantenne è stato quindi arrestato e nei suoi confronti il Tribunale di Treviso ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie con tanto di braccialetto elettronico. Il questore Alessandra Simone ha anche disposto l'avvio da parte dell'ufficio immigrazione della revoca del permesso di soggiorno ottenuto pochi anni fa proprio per ricongiungersi alla moglie che si trovava già in Italia. Servizio di Nina Paronetto, intanto è scomparsa a Ponte della Priula Francesco Lucchetta, 70 anni, è un uomo. Giornate di intense ricerche che hanno coinvolto decine di uomini e mezzi tra i vigili del fuoco, protezione civile e i volontari di ANA e AVAB. Oggi c'è una riunione delle forze dell'ordine in prefettura per fare il punto sulle ricerche. Continuano senza sosta le ricerche di Francesco Lucchetta, 70 anni, di cui si sono perse le tracce. L'anziano sta vivendo un periodo di difficoltà per il quale è in cura. L'allontanamento è stato denunciato ai carabinieri di Susegana nelle scorse ore dalla moglie. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. In mattinata le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vicenza, Padova, Venezia e i reparti di Treviso hanno raggiunto il campo base allestito al Parco degli Aquiloni a margine del Piave tra Ponte della Priola e Colfosco. Tra loro anche il gruppo di sommozzatori, dronisti e personale specializzato in topografia. In aiuto ai vigili del fuoco anche la protezione civile, ANA e AVAB. Nelle scorse ore la zona del fiume è stata anche setacciata dall'alto dall'elicottero. Servizio di Eddie Kaliman, adesso sentiamo il racconto di una cinquantenne residente a Jesolo e la sua odissea avendo vissuto questa esperienza di passare da un ospedale all'altro. Ilaria Marchiori. Giovedì in pomeriggio sono stata male a casa alle 3 e i dolori non passavano, mio marito mi ha portato a San Donà. A San Donà mi hanno visitato, ho fatto gli esami del sangue e mi hanno detto che avevo una colica renale e un'infezione urinaria. Mi hanno mandato a casa alle 7 e sono andata a casa dicendo di bere le solite cose, sai, colica renale. Ok. Alle 4 di notte sono ritornata in pronto soccorso perché stavo ancora male. E dopo averle somministrato altri farmaci l'hanno rimandata a casa dicendole di tornare qualora il dolore non fosse passato. Ma Ellen, cinquantenne residente a Jesolo, nell'ospedale di San Donà non è più voluta tornare. Mio marito mi prende e mi porta all'Angelo a Mestre. All'Angelo a Mestre arrivo alle 5, mi mandano su in ginecologia anche per vedere che siccome avevo dei problemi mi fanno la visita e tutto, mi fanno Toradol, mi riportano giù. Perché non c'era niente, quindi dovevo comunque passare dal medico. Il medico mi visita, ma mi visita alle 11:30 e mi fa degli esami, mi fa un'ecografia, mi dice guardi signora adesso aspettiamo l'esame, l'esito, vediamo un po'. Ok, poi alle 3:30 del mattino mi dice 3 o 3:30, mi dice che mi tenevano in osservazione in OBI perché domani mattina mi dovevano fare un attacco. Ma nel frattempo Ellen continuava a stare male e racconta nessuno se ne preoccupava. Poi il trasferimento a Villa Salus. E arriva il medico alle 8, lo devo solo ringraziare questo medico, te lo giuro, io stamattina quando è venuto lui per me sei un angelo. Come mi ha toccato la pancia, si è incavolato, io non ho mai visto un medico incavolarsi così. Morale della favola, avevo una diverticolite acuta, non avevo un calcolo renale o un'infezione urinaria. Quindi mi hanno messo in terapia con gli antibiotici e adesso sono qua in Villa Salus. Ellen ha voluto raccontare la sua vicenda per lanciare un messaggio. Si decanta tanto la sanità nel Veneto, ma non è così. Cioè da una colica renale, capito, se loro giovedì mi facevano subito la risonanza, vedevano subito cosa avevo, no, farmi patire le pene per l'inferno per 4 giorni. Contattata, l'azienda sanitaria ULS 4 conferma la diagnosi indicata dal personale del pronto soccorso di San Donà. La refertazione del personale del pronto soccorso di Mestre, scrive poi in una nota, non viene in alcun modo messa in discussione, ma questa potrebbe aver evidenziato un problema diverso che poteva non essere presente nel momento in cui la paziente è stata visitata a San Donà. Servizio di Ilaria Marchiori, dopo il maltempo i comuni del Vicentino che sono stati colpiti con grossi danni fanno la conta di quello che hanno subito. A subire
il colpo più forte, l'agricoltura. Le raffiche di vento hanno danneggiato i vitigni proprio in un periodo delicato come questo in cui si sta svolgendo la vendemmia. Sentiamo Luisa Bertini. Dopo il maltempo si passa alla conta dei danni pesanti per l'agricoltura. In alcune zone come Lonigo, Sarego e Brendola a patire le conseguenze della tempesta dell'altra notte sono soprattutto i vigneti, con filari letteralmente piegati dalle raffiche che hanno investito la zona a macchia di leopardo e alcuni terreni allagati che impediscono la raccolta tempestiva dell'uva che rischia di rovinarsi. Danni da vento, come si può vedere, i filari sono stati rovesciati dalla forza del vento e macchie di leopardo c'è anche un po' di grandine, però il danno più grosso è stato fatto dal vento, che è stato veramente intenso e forte. Poi alcuni allagamenti perché anche l'acqua caduta è stata eccessiva e quindi c'è anche probabilmente entrare nei terreni per poter raccogliere subito i prodotti perché sono pieni di acqua e quindi è difficile entrare con le macchine. Quelli rovesciati purtroppo le aziende dovranno raddrizzarli, sostituire le strutture per poter permettere la raccolta nei prossimi giorni. Fortunatamente alcune varietà erano già state raccolte, si era nella fase principale con la raccolta delle uve dipende per maturazione e quelle tardive e quindi perlomeno una parte del prodotto era già raccolto. Non è stata compromessa la qualità, fanno sapere i coltivatori, ma ad incidere sulla raccolta sono i lavori per il ripristino dei filari. È corsa contro il tempo. E anche i colli hanno subito, si è incanalato il vento, in alcune piccole zone ristrette ha fatto un po' più danni rispetto anche alla pianura in alcune zone. Comunque nella media ci sarà un danno del 20% e qualcuno purtroppo ha preso un po' di più. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Morao e Mattia Pizzaia. State con noi, torniamo subito. Un'ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Montecchio Maggiore. È morto un operaio straniero in un'azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali. È la 10ª vittima in provincia di Vicenza nel 2025. Pesava circa 1 tonnellata la balla di materiale plastico che ha travolto e ucciso un operaio di origini straniere non ancora identificato ufficialmente. È morto in un'azienda nella zona industriale di Montecchio Maggiore. L'ennesimo incidente sul lavoro è accaduto poco prima di mezzogiorno in questo capannone di via Sommer, dove ci si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali. Sono stati i colleghi che hanno immediatamente lanciato l'allarme a soccorrere subito l'uomo, che però è praticamente deceduto sul colpo. Il pesantissimo involucro non ha dato scampo all'operaio, che è rimasto schiacciato. Inutili tentativi di rianimarlo, eseguiti anche dai sanitari del SUEM subito accorsi. A tentare di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che hanno raccolto le testimonianze e verificato il rispetto delle norme di sicurezza previste. Insorge il sindacato, che lancia l'ennesimo appello in una regione che ha visto raddoppiare il numero di incidenti mortali sul lavoro, passati da 24 a 51 da giugno 2024 allo stesso mese di quest'anno. Drammatici i numeri anche per la provincia berica, che quest'anno hanno visto schizzare le morti bianche da 1 a 10 episodi. Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, lancia un pesante monito alle imprese. L'obiettivo comune resta 0 morti sul lavoro. Rientrati dalle ferie, ma la conta dei morti non si ferma. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte sul lavoro. Così non si può più andare avanti. La politica, le istituzioni, le aziende si devono dare una scossa. Insieme a noi dobbiamo cambiare qualcosa. 0 morte sul lavoro non può essere uno slogan, è una cosa che deve arrivare a compimento. Politica sveglia, sindacato sveglia, azienda sveglia. Bisogna fare più formazione, andare più lenti, preservare la vita delle persone, preservare chi fa la ricchezza di questo paese. La politica alla mostra del cinema di Venezia, perché Matteo Salvini è arrivato a questa 82esima edizione. Ieri ha visto uno dei film che sono stati dedicati ai prossimi Giochi Olimpici del 2026. Si è parlato di un possibile incontro con il presidente Zaia, non si sono incontrati ieri, potrebbe esserci un incontro oggi. Il presidente ha detto ci incroceremo, ma non ci sono incontri programmati. E intanto Flavio Tosi, coordinatore azzurro qui in Veneto, specifica
che tutto sarà deciso nel centrodestra dopo il voto delle Marche. Sentiamo. Può darsi che si voglia aspettare l'esito delle Marche, dove l'uscente appunto di Fratelli d'Italia, le Marche votando a fine settembre, teoricamente il tempo per decidere anche dopo ci sarebbe. Chiamiamola variabile marchigiana, non un dettaglio nell'ormai incancrenita lotta interna al centrodestra per la scelta del candidato presidente in vista delle regionali d'autunno. Quello che succederà ad Ancona, quindi, dove si vota a fine settembre, non sarà del tutto indifferente nello scacchiere veneto, con i comizi elettorali che verosimilmente non saranno convocati prima della seconda parte di ottobre per andare al voto a novembre inoltrato. L'analisi è del forzista Flavio Tosi. Se Fratelli, per sfortuna, perché Prato è bravo a parole, ma sai, quando si vota bisogna notare l'affluenza e tante cose. Se per caso succedesse quello che non dovrebbe succedere, è più probabile che, ripeto, se questo è lo scenario, che Fratelli dica allora a quel punto noi che siamo già pesantemente a credito, il Veneto viene ovviamente a noi, che potrebbero dirlo comunque. In altre parole, se Fratelli d'Italia, di gran lunga primo partito della coalizione, perde le Marche, difficilmente può rinunciare al Veneto, dove, va detto, la partita continua a essere interna anche alle anime della Lega. Vuole pesare quella vannacciana. In Veneto certo che porterò la mia esperienza e il mio contributo per fare in modo che la Lega abbia il miglior risultato possibile alle prossime elezioni. E in Veneto è atteso lo stesso segretario Salvini, ospite alla Mostra del Cinema. Le occasioni di incrociare Zaia non mancheranno, anche se il diretto interessato sembra smorzare facili entusiasmi. So che è qui 3 giorni, è ovvio che poi lo incontrerò perché abbiamo delle presentazioni e degli eventi assieme, quindi è inevitabile, è ovvio che ci saranno degli incontri, ma dar contenuti a questi incontri decisamente no, oggi non abbiamo nulla di programmato. E la fine dell'estate passa anche dalle feste di partito, torna quest'anno la festa dell'unità per il Partito Democratico, con ospiti come la segretaria del partito Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini. La data è ancora un'incognita, però da tempo il PD ha messo in campo le sue migliori forze, abbiamo già avviato la campagna elettorale, siamo impegnati nell'allargare le maglie e l'occasione della festa del PD di Padova è un'occasione splendida per poter incontrare le persone, avvicinare i cittadini, parlare di politica. Sarà una festa dell'unità in cui si parlerà inevitabilmente molto di regionali, quella che si aprirà il prossimo venerdì al Parco Milkovic a Padova. Un momento di riflessione su molti temi, dalla sanità ai diritti, dall'economia all'urbanistica, locale e globale insieme, con una forte attenzione all'attualità mondiale, caratterizzata anche da una bandiera palestinese che spunta nella locandina della manifestazione. Un programma ricco di eventi, ricco di iniziative, dibattiti, tanti argomenti, tanta cultura, tanti temi, anche una cucina importante, perché quest'anno possiamo annunciare il ritorno di alcuni piatti che venivano richiesti alle griglie, i bigoli, i gnocchi, quindi non manca ovviamente anche la parte culinaria, e siamo molto felici di avere questa occasione di confronto con tutta la comunità del Partito Democratico, ma l'invito ovviamente è aperto a tutti i cittadini interessati. Molti gli ospiti che animeranno i dibattiti dal 5 al 14 settembre. Lunedì prossimo ci sarà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Abbiamo sicuramente la presenza dei nostri classici ospiti istituzionali del partito, dalla segretaria nazionale Elly Schlein al presidente Stefano Bonaccini e a tantissimi altri ospiti. Abbiamo ovviamente anche invitato figure della società civile. Penso in particolare al professor Rinaldo, Nobel dell'acqua, che ci parlerà di cambiamento climatico, ma anche al direttore di fanpage Cancellato, che è famoso anche recentemente per le vicende di intercettazione che ha vissuto, quindi entreremo anche nel vivo di alcuni temi del sistema dell'informazione nel nostro paese. Domenica 14 inoltre all'interno della festa anche l'elezione del segretario regionale dei Giovani Democratici. Un momento molto importante per la giovanile del Veneto, in cui dopo tanti anni riusciremo insomma a eleggere il nostro nuovo segretario o segretaria.
Servizio di Francesco Rattai, vediamo la prima pagina del sito dell'ADN Cronos, agenzia di stampa. Regionali Fratelli d'Italia non molla il Veneto, centrodestra verso il vertice. La Lega insiste per il suo candidato, ma il meloniano De Carlo dice non c'è più il fattore Zaia, le condizioni sono cambiate. E ovviamente l'economia anche del nostro territorio al centro dello scontro tra centrodestra e centrosinistra in vista delle regionali. Un barometro di un'economia che non va a gonfie vele è quello dei negozi sfitti. Dopo l'ordinanza per il decoro urbano a Padova arriva l'ultimatum dell'amministrazione. Sentiamo Luisa Bertini. A Vicenza, siamo a Vicenza. Negozi sfitti. Dopo l'ordinanza arriva l'ultimatum dell'amministrazione. L'ordinanza in vigore da luglio impone di fatto ai proprietari di negozi sfitti di coprire le proprie vetrine con pannelli o vetrofanie al fine di contrastare l'immagine di abbandono e degrado, specie in centro storico, migliorando il decoro urbano. Misura che ora entra nel vivo, come annunciato dall'amministrazione, che ha messo in campo un passo ulteriore al fine di agevolare i negozianti ad adempiere alla misura che, se non ottemperata, prevede anche sanzioni. C'è un'ordinanza che effettivamente impone questo onere ai proprietari di tenere le vetrine in maniera decorosa, in modo tale che non si veda all'interno e che sia pulito all'esterno. Quello che ha fatto il Comune di Vicenza è un passo ulteriore, cioè non solo imporre un obbligo di pulizia, ma anche dare degli strumenti veloci e anche economici per provvedere a questo onere imposto. E così il via ufficiale all'iniziativa, con l'immagine studiata ad hoc da commercianti e comune, installata negli immobili sfitti di proprietà comunale, cui seguiranno i locali di proprietà privata che aderiranno, nell'attesa che vengano rioccupati da nuove attività. È stato dato il via ai lavori del Terraglio Est, 3,3 km per un costo di 38 milioni di euro, che è un'opera tanto attesa quanto in discussione. Siamo davanti a un'opera molto attesa e fra l'altro una gestazione che è durata decenni, quindi siamo riusciti a sbloccarla, 38 milioni e 800 mila euro di opere, 3 km e 3, 1600 metri riqualificazione di vecchia strada e dall'altro ovviamente 1700 metri di nuova strada. Un'opera complessa che i freddi numeri non raccontano, quella del Terraglio Est, che ha preso il via ufficialmente da Via dell'Industria ad Osson di Casier, è destinata ad alleggerire il traffico su Terraglio e a meglio collegare Treviso Sud senza passare per i centri urbani. A giorni le ruspe inizieranno il lavoro, che si concluderà a gennaio del 2027, con gli espropri in via di definitiva conclusione. E questo è fondamentale, che ci sia rispetto, anche perché chi viene espropriato di fatto dà un contributo alla comunità. Dall'altro questa è un'infrastruttura che mette in relazione il passante di Mestre, quindi il casello di Preganziol, passa alla tangenziale di Treviso e poi idealmente la tangenziale di Treviso col suo completamento torna alla pedemontana veneta, quindi si crea un grande passante che dà ovviamente sfogo a molta viabilità, che è viabilità commerciale, traffico pesante dei nostri distretti industriali. L'impatto ambientale e la sostenibilità sono stati messi più di una volta in discussione, come dai cittadini capitanati dai proprietari di Villa Candiani, ma il progetto non è stato fermato. La funzione dei comitati serve ad affinare la proposta progettuale, perché sicuramente hanno dato un contributo perché quest'opera oggi sia più sostenibile. Mi parlano di una pista ciclabile che non passerà qui, ma che è stata elaborata in modo tale da non interferire e da non rendere pericolosa la mobilità di ciclisti e pedoni, e quindi bisogna prendere quel che è di buono che arriva dalle critiche. Per capire quali problemi il nuovo asse risolverà, il sindaco Carraretto usa un paradosso. Io faccio un paragone per far capire subito. Noi abbiamo una zona industriale di come aver fatto un palazzo con sole finestre senza porte, perché si doveva e dovevamo crederci fin dall'inizio che si doveva sbloccare questa situazione. Questa fortunatamente si è sbloccata e dunque io ne sono fiero. I costi sono lievitati di quasi 3 volte rispetto al piano originario, ma Regione e Veneto Strade hanno voluto chiudere il cerchio. Perché le opere realizzate a stralci hanno sempre il rischio di rimanere incompiute, quindi questa gli abbiamo dato la priorità perché c'era il progetto e avevamo la possibilità ovviamente di completarla. A San Martino di Lupari i residenti di via Barichella sul piede di guerra perché da più di un anno la strada è tagliata in due da una voragine sul ponte.
Una strada tagliata in due da più di un anno, quando a seguito delle piogge abbondanti sul ponticello in via Barichella si è creata una voragine. Siamo a San Martino di Lupari. Da allora sono iniziati pesanti disagi per i residenti, ma anche per chi ha un'attività lungo questa arteria comunale. I residenti si sentono abbandonati dall'amministrazione. Siamo rimasti senza la possibilità di attraversare da un lato all'altro. È un anno e non si è ancora mosso niente, e nessuno ne parla, non si sa che prospettive che ci siano in futuro. Io abito qua di fronte, ho dei terreni qua dietro, devo fare quasi 10 km andare e venire, e sono mesi che facciamo questo percorso qua. Signora, lei diceva anche tra poco comincerò le scuole. Sì, ciao. Chi sei che va? Bisogna che vai me, perché non va a lavorare, portare la borghetto e andarla a prendere. Perché non c'è la possibilità di prendere la corriera perché c'è questo buco in mezzo alla strada. Starebbe bene che quieta a casa, c'è pericolo per strada. Ci sono 3 chilometri per andare a prendere l'autobus e noi quando tornano dal pullman 2:30, noi siamo a lavorare, cioè chi devo incaricare di andare a prendere sti ragazzi quando smontano dal pullman, se la fanno a piedi? Io devo fare 7-14 chilometri per andare a lavorare, che ho 2 ettari di terreno qua. Parto da Sanguettara, via Sanguettara, devo fare tutto il giro per Campretto oppure per Borghetto. Anche solo uno che fa camminata ne andava bene, passava di qua tranquillo, non c'erano tante macchine, tutto insieme è giusto che ritorni a vivere sto ponte, ecco. È da tanto che si aspetta sto ponte, ma sinceramente non arriva. Molto probabilmente hanno più interesse a fare rotonde dove che non ha senso che fare un ponte dove c'è la necessità vera e propria. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di minoranza Maurizio Conte. Da un anno che questa situazione sta mettendo in difficoltà famiglie, attività, perché le strade sono fatte per poterle passare. E sul Piave 3 milioni di euro per interventi a Borgo Valbelluna ed in altre località sono interventi per migliorare la situazione idraulica. Sentiamo. Lavori sul fiume Piave, in località Salette, in comune di Borgo Valbelluna, in un'area di erosione sulla sponda sinistra per un tratto di circa 100 metri a partire dal pennello esistente e proseguendo verso monte. In questo caso verranno realizzate delle protezioni con massi ciclopici, dei pennelli che eviteranno appunto le erosioni anche con portate limitate. Questo anche per garantire una sicurezza non solo dal punto di vista idraulico ma anche ambientale, visto e considerato che in quella località esiste una discarica, esistono delle discariche appunto che devono essere preservate perché in caso di erosione potrebbe esserci un inquinamento del fiume Piave. Tra gli scopi vi è che le opere inducano il deposito di materiale nell'area prospiciente alle discariche durante eventi di piena ordinaria, proteggendo così le discariche stesse. Nel caso specifico dell'intervento in località Salette, dietro alla sponda di erosione, sorge una discarica di rifiuti non caratterizzata e la tendenza evolutiva simulata dalle analisi modellistiche dimostra l'elevata probabilità che in occasione dei prossimi eventi di piena, senza intervento in itinere, il fenomeno erosivo osservato potrebbe amplificarsi fino a interessare la discarica stessa. Stiamo parlando di un intervento che in questo caso è in comune di Borgo Valbelluna, ma gli interventi che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato nel tratto del Piave appunto che attraversa la Valbelluna sono diversi. Stiamo parlando di interventi per circa 3 milioni di euro, quindi questo intervento in località Salette, ma le nostre strutture regionali del Genio Civile, sempre a Borgo Valbelluna, in comune di Borgo Valbelluna, hanno infatti già concluso durante l'estate un altro intervento in località Nave e uno a Santa Giustina in località Maserotta, alla confluenza con il torrente Rumarna. Condizioni meteo imprevisti permettendo, le opere dovrebbero essere completate entro l'anno. Servizio di Fabio Fioravanzi, andiamo in pubblicità, torniamo tra 2 minuti. Un'ultima ora pubblicata da Repubblica, insolitamente Repubblica si occupa di notizie
dalle province. Treviso, scoperto un sito con video rubati dalle telecamere di case, estetisti e studi medici. Quindi immaginiamo quale terremoto salterà fuori a Treviso dopo questa notizia, che è stata pubblicata da Repubblica, che in prima pagina come ultim'ora di solito parla d'altro. Nuovo allarme lupi intanto sul Montello, sbranati 8 capi di bestiame. I sindaci di Giavera e Nervesa lanciano un appello. Difficile capire se sia stata opera di un solo lupo o di un vero e proprio branco. Certo, la contabilità è amara per un allevatore del Montello che in una notte ha perso 8 capi di bestiame tra pecore e capre letteralmente sbranate. Un nono animale risulta scomparso. Lo scenario in questo terreno sul confine tra Giavera e Nervesa parla di una mattanza, ma soprattutto di un allarme crescente poco distante dai centri abitati. Un fenomeno che purtroppo sta diventando sempre più frequente nell'area montelliana. Siamo consapevoli dell'importanza della sicurezza per i nostri agricoltori e proprietari di animali e chiediamo che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare il nostro patrimonio zootecnico e soprattutto i nostri cittadini. Non abbiamo gli strumenti noi sindaci per capire come poter poi anche limitare questo tipo di fenomeno. Chiaro, abbiamo bisogno e vogliamo collaborare e faccio anche un appello con gli enti preposti, quindi con la Regione, con la Provincia, con la Polizia Provinciale. Per quanto riguarda la gestione siamo a disposizione anche degli enti preposti per cercare di contenere e risolvere il problema. Sullo sfondo l'ecosistema di un'intera area, quella del Montello, un equilibrio, dicono i sindaci, che rischia di essere compromesso. Da qui il messaggio perché sia pronti un piano generale per la fauna selvatica, atteso ormai da mezzo Veneto, dal Bellunese all'altopiano di Asiago. A Vicenza, Campomarzo, va di scena il Luna Park inclusivo, una bella iniziativa nel segno della festa dei 8. Vediamo. Festa dei 8 a Campomarzo, sotto il colle di Monteberico, dove sorge il santuario della Madonna, va di scena il Luna Park inclusivo. Oggi è il 10 settembre, dalle 4 del pomeriggio alle 8 di sera, 2 giornate dedicate ai disabili. Sono 2 giornate, praticamente oggi e il 10 di settembre, che noi come gruppo dedichiamo ogni anno alle persone con disabilità, che potranno quindi salire gratuitamente sulle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Ovviamente quelle magari più estreme si valuta caso per caso, e il ruolo dei bikers è quello che fanno loro volontariamente di accompagnare chi magari ha necessità, perché magari pesa un po' di più per essere seduto, per essere aiutato, e loro sono qua, diciamo, per questo. E già, ci sono le moto rombanti, ci sono i sidecar, la musica, la festa che risuona per Campomarzo, e poi c'è una ventina di bikers. Obiettivo: dare una mano ai disabili a salire nelle giostre. È una cosa che la facciamo da 6 anni. All'inizio eravamo un po' meno, oggi c'è parecchia affluenza anche di motociclisti che ci dà una mano, perciò si è agevolato anche sul far salire le persone, va bene così. D'altra parte è la festa dei 8, la festa della patrona di Vicenza, la Madonna di Monteberico, un simbolo che unisce e che non lascia indietro nessuno. La festa degli 8 è una festa della città, è una festa della Madonna di Monteberico e dell'intera città di Vicenza, non lascia nessuno indietro, quindi è importante che anche all'interno del Luna Park ci sia un momento dedicato a chi è portatore di disabilità. È bellissima iniziativa, grazie ai bikers, grazie agli organizzatori del Luna Park, che di concerto tra l'altro con l'amministrazione comunale offrono la possibilità a queste persone di godere una giornata di spensieratezza e di divertimento. Va assolutamente riproposta anche nei prossimi anni, magari aggiungendo anche qualche attrazione in più. Il Luna Park inclusivo è una festa per tanti ragazzi, organizzata nei minimi dettagli. La prima data doveva essere fatta il 29, ma pioveva, allora l'abbiamo spostata oggi. La seconda sarà il 10 settembre, sempre dalle 4 alle 8. Nel caso di pioggia viene spostata all'11 settembre, stessi orari. Commozione alla festa del cinema di Venezia, la mostra, l'82esima edizione, per il film dedicato a una bambina palestinese che a Gaza è rimasta uccisa. Il film si chiama La voce di Hind
Rajab e della regista tunisina Benhania, che riporta le ultime ore della piccola di 6 anni rimasta intrappolata in un'auto sotto il fuoco israeliano. E sempre alla mostra è arrivata anche Francesca Michelin. Sentiamo. All'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia c'è anche la cantante veneta, applauditissima dal pubblico e conosciuta a livello internazionale oltre che nazionale, Francesca Michelin, che così ci racconta il coronamento di un suo sogno. Cos'è per te essere la Mostra di Venezia? Per me significa tantissimo perché io ho un grandissimo amore per il cinema, devo dire equivalente se non superiore alla musica. Quindi essere qui per me è un po' un sogno, perché il mio sogno, quando mi dicono qual è il tuo sogno più grande, è comunque lavorare con il cinema. Ho avuto l'occasione di farlo tante volte, però finalmente riesco a inserirmi come compositrice all'interno di un corto e spero anche di un lungo metraggio e quindi significa veramente tanto. Cosa dice la tua canzone? La mia canzone dice che quello che ancora non c'è arriverà da sé e soprattutto il fatto che non dobbiamo avere fretta di trovare il nostro spazio, perché trovare il nostro spazio è una cosa che avviene pian piano naturalmente e non dobbiamo secondo me farci prendere troppo dalle pressioni esterne e dagli ideali che vengono in qualche modo trasmessi dai social di questa bellezza irraggiungibile. Il cortometraggio è diretto dal regista veneziano Nicolò Bressan degli Antoni, che ha frequentato il Festival di Venezia fin da giovanissimo, partendo dai lavori più umili come quello di Guardia Sala e arrivando fino alla regia. Una favola. Cortometraggio che racconta la storia di una ragazza giovanissima che si trova a che fare con il mondo dei social, un mondo che ci rendiamo conto essere sempre più complesso, no? Che ci pone costantemente di fronte a dei modelli che spesso e volentieri rischiano di essere molto frustranti, soprattutto per i più giovani. Servizio del nostro Lorenzo Maier, inviato alla Mostra del Cinema. Gli ospiti di questa sera a Focus: Anna Maria Bigon, Marco Brigo, Maurizio Conte, Gian Antonio Darè, Mario Fabris, Enzo Spatalino e Giovanni Bernardelli. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Italo Morao e Mattia Pizzaia. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.